gli amici intervenuti. Un ringraziamento al comune di Olbia, all'assessore alla cultura che non è potuto intervenire perché è fuori Olbia, e alla biblioteca Sempliciana che ci ospitano. Un ringraziamento particolare all'amico Luciano Bisogni che ha curato l'organizzazione di questo evento. Sono presente in questo ruolo di coordinatore che non mi appartiene, ma che svolgo per un legame diretto con l'autrice Maria Carmela Folchetti, un legame che ci ha avvicinato nell'amicizia personale nata per motivi professionali. Maria Carmela per me è la mia presidente in quanto presidente regionale di Confartigianato, una donna caparbia, diretta, con la quale subito ho instaurato un rapporto di sincera amicizia e di stima. Con piacere abbiamo organizzato insieme a lei questa serata e mi ha chiesto di fare questa breve introduzione. Lo faccio con emozione ma con grande piacere. Non parlerò del contenuto e dei suoi libri, non posso farlo. Lascio subito spazio al motivo per il quale siamo qui stasera. Oggi siamo qui per presentare 2 libri fotografici della fotografa nuorese Maria Carmela Folchetti, dal titolo Sacro e profano in Sardegna, il carnevale, la settimana santa e la devozione in Barbagia. È un percorso per immagini a cui la fotografia racconta la storia delle tradizioni popolari della Sardegna. Alle fotografie si allegano i testi scientifici di Amedeo Spagnuolo, filosofo, Marina Moncelsi, ricercatrice, Chiara Solinas, antropologa, Giannicola Spanu, musicologo. Al mio fianco, oltre all'autrice, abbiamo la professoressa Marina Moncelsi, storico e ricercatrice, autrice dei testi su la devozione in Barbagia. E il giornalista sardo Francesco Giorgioni, giornalista professionista, è stato redattore dell'Unione Sarda e del Giornale di Sardegna e al momento dirige la testata online Sardegna Blogger. Maria Carmela Folchetti nasce a Nuoro dove vive e lavora. Dal padre Carmelo Folchetti eredita la passione per la fotografia e l'insegnamento ad osservare la realtà come oggetto di dialogo interiore con la macchina fotografica ed a sviluppare una conversazione propria con tutti i mezzi tecnici più moderni. Proviene da 4 generazioni di artigiani. L'interesse e la passione per l'artigianato le vengono offerti dalla nonna Carmela, che negli anni 20 fu la pioniera nel campo della sartoria maschile, in quanto confezionava abiti civili da uomo ed era economicamente autonoma, in un periodo in cui le donne erano dedite soprattutto alle faccende domestiche e non avevano neanche diritto di voto. Dai bisnonni, uno pluripremiato per la lavorazione artistica del pane, l'altro specializzato nelle lavorazioni della pelle. Studia e si specializza a Milano nella scuola di fotografia post diploma Riccardo Bauer, ex umanitaria, scuola che nasce appunto per formare artigiani. Le tradizioni popolari sarde, insieme alla sperimentazione della fotografia digitale applicata e quella chimico-analogico e alla pittura, la portano a sviluppare 2 ricerche importanti, una sull'emigrazione con relative mostre a Berlino, l'altra nettamente più sperimentale in collaborazione col maestro Gino Frogheri in Attimo Sogno Beat. Ha all'attivo diverse pubblicazioni sia sull'artigianato che sulla memoria visiva storica di Nuoro, che sulla femminilità. Attualmente lavora nel suo studio fotografico a Nuoro. Passerei la parola al giornalista Giorgioni. Giornalista Francesco Giorgioni, sardo è il cognome di mia madre che io ho aggiunto al mio profilo Facebook, ma all'anagrafe sono Francesco Giorgioni. La prima volta che ho parlato al telefono con Maria Carmela Folchetti, quando mi è stato chiesto di partecipare a questa presentazione, la nostra conversazione ha rischiato di concludersi con un battibecco. Stavamo per litigare.
Nel raccontare i miei trascorsi professionali avevo spiegato a Maria Carmela di aver avuto per una certa parte della mia vita un rapporto quasi quotidiano con la fotografia. Lavoravo nei giornali e la fotografia era il pane della cronaca. Nell'economia di una pagina un elemento talvolta più importante del testo. Un'immagine spesso spiega più di tante parole. Avevo subito percepito un irrigidirsi nel tono della voce di Maria Carmela, se non proprio un certo fastidio. Ho capito quella reazione sfogliando le pagine di Sacro e Profano in Sardegna e la Devozione in Barbagia, le due raccolte di cui parleremo questa sera. Sono pagine della storia sarda degli ultimi 40 anni, considerando che oltre alle prime foto di una giovanissima Maria Carmela ne sono state pubblicate anche alcune del padre Carmelo, risalenti ai primi anni 70. È così, giusto? La solenne compostezza delle processioni, le facce dei figuranti annerite dal carbone nelle sfilate dei carnevali, l'energia e le forme imprevedibili del fuoco nelle notti dei falò di Sant'Antonio, la carezza di una perpetua ad un piccolo devoto, gli occhi rivolti al cielo di un'anziana che regge una fiaccola, mentre tutta la città di Nuoro pregava per il ritorno a casa di un sequestrato, Paolo Ruio. C'è nella cura con cui ciascuna di queste foto è stata selezionata la consapevolezza che ognuna di queste foto sia un documento storico e ritragga un momento irripetibile della nostra storia. La storia non è solo quella trasmessa in mondovisione a reti unificate. La storia appartiene alla quotidianità di uomini e donne normali. La Devozione in Barbagia e Sacro e Profano in Sardegna sono il risultato di un'attenta meditazione. Un lavoro ben diverso dal ritmo asfissiante che scandisce i tempi del lavoro della redazione di un quotidiano e che ben poco concedono alla creatività. Ma non è solo una questione di tempi, è molto più una questione di passione e di appartenenza. Maria Carmela Folchetti partecipa alle immagini che ha fissato in maniera appassionata, perché quel mondo che racconta è il suo mondo. È il mondo nel quale si è formata e che da intellettuale sente di dover difendere, con tutta la ricca simbologia dei riti tradizionali che esprimono il senso della comunità e un'identità condivisa. E i segni più caratterizzanti di quel mondo vanno onorati con l'arte della fotografia, dispiegando completamente competenze ed esperienza. Con la rivoluzione digitale oggi siamo invasi da un mare di immagini. Ci basta abbigiare sul tasto del nostro telefonino per scattare una fotografia, per scattare foto sempre e ovunque, compulsivamente, anche se il soggetto è del tutto insignificante e anche se lo avremo dimenticato un minuto dopo averlo fissato sulla memoria dello smartphone. Rimarrà qualcosa di questo flusso ininterrotto ed isterico di immagini? Credo che rimarrà poco. Rimarrà il lavoro di chi alla fotografia ha dedicato una vita e ne conosce i segreti. Rimarrà il lavoro di chi ha allenato il proprio occhio, ma prima ancora la propria mente, a cogliere l'essenza di un momento. Ecco perché la funzione di artisti della foto come Maria Carmela in questa inflazione di immagini sarà sempre più importante. Maria Carmela mi ha detto ieri sera che le foto non vanno spiegate. Penso abbia ragione, penso che ben difficilmente si possa spiegare cosa sia la bellezza. Però una riflessione che discende da un ricordo personale credo mi sarà concessa. Tra le fotografie più datate ce n'è una che credo risaliga agli anni 90, rubata ai preparativi di una festa di nozze. È così? Lo sposo è seduto con la testa china, in piedi, gli rivolge uno sguardo benedicente e nostalgico un uomo che immagino essere suo padre. È uno sguardo dentro cui c'è tutta una vita da padre. L'immagine più forte del mio matrimonio, quella che ricorderò per sempre e con più emozione, fu il lungo e disperato pianto di mio padre quando lasciò la festa per tornare a casa, una casa che avrebbe trovato più vuota. Darei qualunque cosa per tornare indietro e avere un'immagine che contenga la spiritualità di quell'abbraccio finale. Ecco perché avremo sempre bisogno di acuti interpreti della realtà come Maria Carmela Folchetti. Non è che coordini. Non va bene.
Io sono L'ordinatore dirige il traffico. Va bene, adesso prenderà la parola la professoressa Moncesi. Professoressa, Prego, Marina. sono in pensione. Bene sì, esistono, grazie. Esistono ancora quelle che vanno in pensione. Quindi una professoressa, si dice che un professore sia come un diamante per sempre, come i diamanti di Van der Rohe. Scusate, ringrazio tutti voi del pubblico qui presenti. Non vi vorrei annoiare, quindi cercherò di essere breve per lasciare spazio all'autrice, ma soprattutto alle immagini che vi verranno presentate. Non fidatevi, perché quelle che vedrete non sono le più belle sono nei libri, quindi dovrete rifornirvi di libri per vedere le immagini belle di Maria Carmela Folchetti. La ringrazio perché mi ha dato ancora una volta fiducia, dimostrata, chiedendomi di essere qui stasera, la fiducia che mi aveva già dimostrato quando mi ha chiesto di scrivere i 3 brevi interventi storici che si trovano nel volume La devozione in Barbagia. Dire la verità non me l'ha chiesto, perché Maria Carmela non chiede. Maria Carmela mi dice: guarda che devi fare 3, anzi mi ha detto dovresti scrivere un saggio storico sulla festa del Redentore. Ah beh, ho detto, gioco in casa. Dopo una settimana il saggio storico erano diventati 2, perché c'è anche la festa delle grazie, a Nuoro è importante, ok, facciamo anche quello. Una settimana dopo i saggi erano diventati 3, perché non vorrei lasciare San Francesco di Lula, cioè la lasciamo così, una festa tanto importante, ma riscrivi un saggio anche su San Francesco. Ci ho provato perché scrivere di storia, e anche di storia locale, è un pochino il mio mestiere. Spero che diventi il mio unico mestiere ora che non insegno più. Io sono la presidente dell'istituto dell'Istasac, che è l'Istituto per la Storia dell'Antifascismo e dell'Età Contemporanea della Sardegna Centrale, quindi mi occupo di storia locale e di storia non solamente sarda, soprattutto di storia contemporanea. Nella devozione in Barbagia ho cercato di esaminare le 3 principali feste che noi definiamo nuoresi, ma in realtà sono feste barbaricine, importanti, perché da tanto tempo accolgono pellegrini che vengono da tutta l'isola, e anche qualcuna di queste, in particolare quella estiva del Redentore, è una festa che si intreccia strettamente, vista la stagione estiva appunto, si intreccia strettamente anche con tutto ciò che gravita intorno al turismo, per cui la festa del Redentore accoglie anche non solo gente che viene da fuori per curiosità, ma anche tantissimi emigrati di ritorno, quelli che tornano per l'estate e che non si perdono e non fanno perdere ai loro figli e alle loro famiglie una festa così piena di significato. Queste 3 feste sono ben rappresentate dalle immagini che troverete nei libri di Maria Carmela Folchetti. Sono quasi tutte feste religiose. Anche il Carnevale ha una origine religiosa da noi. In Sardegna c'è un fortissimo sincretismo religioso. È inevitabile questo, perché il cattolicesimo non sarebbe entrato, non sarebbe penetrato così capillarmente e anche così rapidamente se non ci fosse stata, se non fosse stato possibile, reso possibile agli abitanti dell'isola il mantenere in qualche modo le proprie origini religiose, per cui noi abbiamo delle feste che si intrecciano strettamente, che crediamo cattoliche,
o cristiane e che invece si intrecciano strettamente con religioni preesistenti, per esempio con religioni animiste o con la religione ebraica. Uno per tutti, noi diciamo esattamente come ancora dicono nella Pasqua ebraica, Kenapura per il venerdì, ma Sakenapura è teste, è la cena pura, la cena dello Shabbat, cioè la cena pura che precede che fa iniziare, dà inizio allo Shabbat, al sabato ebraico, e noi lo chiamiamo Kenapura, così come per noi la Pasqua, Pascha, significa semplicemente festa. La parola ha origine dalla Pesach ebraica, che non è solo la Pasqua, ma è il senso del passaggio, il passaggio del Mar Rosso, l'origine di questa parola che si perde nella notte dei tempi e che rimane col suo significato originario di festa, rimane in Sardegna, tanto che noi diciamo Pasqua e Natale, Pasqua e Aprile, proprio per distinguere le due Pasche. Non parliamo poi del Capidanni, che a settembre noi facciamo iniziare l'anno agropastorale, esattamente come nel mondo ebraico si presenta Rosh Hashanah, l'inizio dell'anno, che è a settembre e non con il 1° gennaio. Quindi il mantenimento di queste della struttura o delle strutture religiose originarie o antiche della nostra isola, concesso graziosamente dall'intervento del cristianesimo cattolico, è stata un'operazione culturale molto importante, perché ha permesso la conservazione. Da una parte ha permesso di non entrare in conflitto e quindi di far accettare meglio la nuova religione, quella cristiana, dall'altra parte ha evitato la conflittualità e ci ha permesso di averle ancora oggi, cioè di assistere ancora oggi a quelle manifestazioni religiose o comunque appartenenti alla nostra tradizione, che ci fanno ancora lustrare gli occhi e che in un certo senso ci commuovono, così come la benedizione degli sposi da parte dei genitori un momento prima dell'uscita da casa per andare a convolare a nozze. Tradizione che è rimasta, benedizione cioè che è rimasta in poche tradizioni, e non per ripetermi, ma è perfettamente identica alla benedizione che i genitori, anzi la madre, impartisce sia al figlio che alla figlia quando vanno a sposarsi, e che fa parte sempre della tradizione ebraica. I miei tre saggi hanno riguardato soprattutto le feste locali, quelle a cui Maria Carmela ha dedicato il volume La devozione in Barbagia. Si tratta di 3 feste molto importanti: la festa del Redentore, che nasce nel 1951. Un attimo, la sfilata in costume nasce nel 1951. Molti credono che sia vecchissima, no, la festa del Redentore nasce nel 1901 con la posizione della statua bronzea sulla cima dell'Ortobene, ma la sfilata, che tutto sommato è quella che interessa di più il turista, no? Assistere alla sfilata è un momento di grande bellezza,
che colpisce tantissimo, perché c'è questa fantasmagoria di colori, una meraviglia vedere l'espressione artistica più bella della nostra isola in quei costumi. Ecco, la sfilata vera e propria nasce nel 1951 e nasce a scopo turistico, perché è il responsabile dell'assessorato regionale del turismo, Enrico Macciotta, che propone la sfilata del Redentore, la sfilata in occasione della festa del Redentore a Nuoro, e dice chiaramente nella sua illustrazione che invierà alla regione Sardegna, dice perché sarà un'ottima occasione per far arrivare i turisti nella città di Nuoro. A Sassari esisteva fin dal 1899, se non mi ricordo male, la visita dei reali in Sardegna, esisteva la festa del 1° maggio, cioè la sfilata del 1° maggio. A Cagliari, no, non è del 1° maggio a Cagliari, volevo dire, è quella di Sassari, sfilata in costume, non mi ricordo in che... La cavalcata in che data è? Sempre a maggio. La seconda domenica. È una data mobile, sì, la seconda domenica. Ecco, quella è stata istituita per la prima volta durante la visita dei reali in Sardegna, mentre la festa di Sant'Efisio, va bene, sappiamo benissimo che è molto più vecchia. Allora, sull'idea di queste sfilate che appunto richiamavano tanto pubblico, a Nuoro viene proposta la processione in costume, che è il momento non religioso della festa del Redentore. Ancora un'altra festa caratterizzante Nuoro e lo stretto circondario è quella della Madonna delle Grazie, mentre la festa di San Francesco, che si svolge in agro attualmente di Lula, è una festa che ha un richiamo molto ampio, perché il pellegrinaggio a San Francesco avviene da tutte le parti della Sardegna. Elemento comune di quasi tutte le feste, non solamente nuoresi ma campestri di tutta la Sardegna, è un evento miracoloso, cioè la festa nasce per ringraziare un santo o la Madonna o Cristo di un qualche miracolo. Generalmente per ringraziamento il primo atto è la costruzione di una chiesa o di un santuario, spesso con intervento collettivo, sia economico che come dispendio di forze personali, e poi l'avvio di una festa che darà appunto origine ad una tradizione. Di tutte queste feste la caratteristica comune è la presenza di un rituale. Ecco, l'importanza dei volumi di Maria Carmela Folchetti sta proprio nell'aver fissato questi rituali, nell'averceli mantenuti vivi in maniera visuale, al di là del momento in cui noi possiamo assistere personalmente a queste feste, a questi momenti di comunanza così belli, così importanti e anche così sentimentalmente coinvolgenti. E dunque credo che al di là dell'aspetto produttivo che è il libro e che va in vendita, quello che dovremmo a Maria Carmela Folchetti è un ringraziamento per averci permesso di mantenere sulla carta stampata le bellissime immagini delle nostre tradizioni. Vi ringrazio per la pazienza. Passiamo la parola all'autrice Maria Carmela Folchetti. Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie per la pazienza con la quale vi trovate qui insieme a me.
Per me è veramente un piacere essere qui a Olbia con voi e condividere un momento così importante del mio lavoro. Io vengo spessissimo a Olbia, ma vengo non per il mio lavoro, ma per il mio impegno con l'associazione, appunto come ha detto Giacomo, per Confartigianato. Io qui ho fatto molte riunioni e ho voluto proprio condividere questi momenti di aggregazione e presentazione del mio lavoro proprio con i miei colleghi di Confartigianato, perché dovete sapere che io spesso parlo del loro lavoro e dei nostri interessi economici legati al comparto dell'artigianato con loro, ma non ho mai avuto la possibilità di condividere con Confartigianato invece un momento importante che è quello del mio lavoro e quindi di fotografia. Tra l'altro mai come in questo momento la fotografia ha subito una grande innovazione tecnologica. Si sa, i mestieri artigiani o si innovano oppure cadono in disuso e diventano antichi mestieri. Ecco, mai come in questo momento appunto fotografia ha subito una grandissima innovazione tecnologica e tanto si parla di fotografia. Però, ecco, Francesco, io mi ricordo a quale telefonata tu fai riferimento, ma mai mi sarei permessa di discutere animatamente con una persona con la quale ancora non avevo avuto il piacere di incontrare. Però voi mettetevi nei panni di un professionista, perché tale io sono, cioè dopo tanti anni di lavoro, dopo tanti anni di studio, dopo tante tasse pagate, alla fine, io adesso per carità non voglio generalizzare, però poi alla fine tutti quanti, così come per magia, diventano dei fotografi e fotografano addirittura con la presunzione di essere più bravi dei fotografi, quelli che hanno un progetto, di quelli che hanno un'idea. Quindi quello che io volevo così con molta schiettezza rimarcare, che un conto sono gli artigiani fotografi, quelli veri, quelli seri, che oltre a pagare le tasse studiano e hanno un progetto, un conto sono quelli che invece, oltre a evadere le tasse, lo fanno così, anche con molta superficialità. Io questo lo dico con molta serenità, non me ne voglia nessuno, ti chiedo scusa magari se ho usato forse un tono forse categorico, però sulle cose importanti bisogna anche segnare anche dei confini. Allora, detto questo, ringrazio Marina Moncelsi. In realtà è vero, io non le ho chiesto specificamente cosa dovesse fare, perché è lei, cioè la specialista è lei sa perfettamente che cosa sono le feste che io ho documentato fotograficamente, e quindi quando una persona è una specialista non c'è necessità che un altro le dica cosa deve scrivere. Marina non vi ha parlato di un documento scritto in catalano che racconta effettivamente che cosa è accaduto per quanto riguarda la storia di San Francesco di Lula, perché le persone serie sono così, lavorano e basta, e quel che conta poi è la vita, senza stare lì a chiacchierare troppo. E così un po' è anche in fotografia. In fotografia ciò che conta è la vita, perché io in realtà che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che documentare in 30 anni la vita quotidiana della nostra, all'inizio della mia Nuoro e poi della Sardegna. E questo l'ho fatto perché? Perché in realtà io sono una persona molto curiosa, che ha necessità sempre di capire a fondo quello che mi passa davanti. Io ho studiato fotografia a Milano, già per esempio lavoravo all'interno di uno studio fotografico, seppur come assistente, però alla fine decisi di rientrare a Nuoro. Perché? Perché volevo capire la mia cultura, perché in realtà se noi non siamo a conoscenza o consapevoli o non conosciamo bene le nostre radici, non maturiamo poi dentro di noi l'idea di quello che possiamo diventare, e
e di quello che vogliamo raggiungere. Quindi la conoscenza delle nostre radici è importante, certo, le radici poi devono germogliare e noi dobbiamo diventare persone. Ecco che, perché io ho iniziato a fotografare che avevo 16 anni, ero veramente una bambina, però all'interno di questi 30 anni io ho documentato, poi il mio lavoro può piacere, non piacere, questo è un altro discorso. Io ho documentato però la quotidianità. E voi sapete molto bene che cosa sta succedendo adesso, cioè con la globalizzazione. La globalizzazione sta livellando non soltanto i mercati e quindi tutto ciò che è legato all'economia, cioè noi in realtà che cosa stiamo facendo? Mangiamo McDonald's come si mangia a New York e mangiamo McDonald's e mangiano McDonald's anche in Cina, quindi praticamente anche tutte le abitudini alimentari si stanno livellando. Ma la globalizzazione livella anche i comportamenti etnoantropologici, quindi la fotografia a cui tu facevi riferimento, Francesco, fa parte, quella è una fotografia molto importante perché scattata 25 anni fa in una delle famiglie più antiche e tradizionali di Nuoro, è una famiglia di pastori, pastori che lavorano sul serio e che fa parte quindi di un rito di passaggio, il rito di passaggio del matrimonio. Quindi la mamma impartisce al figlio la benedizione prima di andare in chiesa. Quindi ecco sempre il sacro è profano. E vi dicevo, con la globalizzazione tutto questo rischia di andare perduto se non viene documentato. E documentare in questo periodo è importante anche perché fotografia, come vi dicevo prima, sta subendo, meno male, perché l'innovazione è una cosa importante, una grandissima innovazione tecnologica e quindi si rischia che con le nuove tecnologie digitali la parola, il suono e l'immagine possono diventare un tutt'uno e trasformare anche la realtà che noi abbiamo davanti. Quindi documentare ciò che ci passa davanti significa fermare il tempo e dire noi siamo stati questo è importante, siamo stati questo, siamo questo, proveniamo da qui, è vero, possiamo svilupparci in tanti modi perché è bello anche che le culture si uniscano, si fondano, questo è molto interessante, però sempre con la consapevolezza che noi abbiamo le nostre tradizioni, i nostri usi e i nostri costumi e quindi nel mio cuore io volevo in effetti attraverso questi 2 volumi che poi vi spiegherò come li ho organizzati, volevo dare un'idea di Sardegna differente da quella estremamente commerciale che viene data abitualmente, cioè la Sardegna è un'isola bellissima all'interno del Mediterraneo, ma non è soltanto sole, mare e coste. La Sardegna è molto di più, ha un'anima molto più profonda, molto più intima, costituita da una cultura millenaria, appunto con tutte le sovrapposizioni culturali che si sono avute nel corso dei millenni. Ecco, questo io volevo fare, cioè fermare il tempo e dire fino adesso noi siamo questo, perché se no tutto si perde e tutto viene dimenticato. Quello che io ho fatto sono 2 volumi dal titolo, uno Sacro e Profano e l'altro La Devozione in Barbagia. Allora il Sacro e Profano è un volume double face, perché? Perché se voi lo ruotate da una parte trovate il Carnevale in Sardegna, dall'altra parte invece trovate i riti della Settimana Santa. E questo è stato per me io volevo proprio farlo così, perché il Carnevale in Sardegna nasce, vabbè, lo sapete tutti quanti, a gennaio con i fuochi di Sant'Antonio, eccetera, eccetera. Però che cosa rappresenta? Rappresenta la morte e rinascita. Perché? Perché è legato il nostro Carnevale
ai riti del calendario agrario. Quindi morte e rinascita nel carnevale, morte e rinascita secondo la religione cattolica. Quindi ecco perché i libri, girandosi, hanno questi due argomenti differenti. La devozione in Barbagia, invece, il secondo volume, racconta le 3 feste più importanti di Nuoro, che sono appunto San Francesco di Lula, le Grazie e il Redentore. All'interno di questo volume io ho voluto inserire delle fotografie di mio padre, perché io faccio parte di quelle imprese artigiane che noi in Confartigianato identifichiamo con il passaggio generazionale, vero Giacomo? Quando noi parliamo di passaggio generazionale si identificano artigiani come me che mutuano il lavoro, il sapere dai genitori. Quindi io ho preso le fotografie dall'archivio storico di mio padre e le ho volute inserire. Questo perché? Perché è importante far vedere anche come gli usi e i costumi si modificano. Nel caso specifico però della festa del Redentore ho voluto inserire anche le foto sul monte, perché il Redentore, la festa del Redentore, giustamente come diceva la professoressa Moncelsi, nasce nell'imminente dopoguerra. Però Grazia Deledda non ci parla del Redentore, ci parla sempre del Monte Ortobene e della chiesetta del Monte Nero. Quindi che cosa è importante per i nuoresi? È importante il monte con la sua vegetazione, con la sua flora, con la sua fauna, ed è lì effettivamente che i veri nuoresi si ritrovano per la messa del 29 di agosto ai piedi del Redentore. Ed è raro trovare effettivamente un nuorese che partecipa alla sfilata. Quelli sono appuntamenti turistici e ben vengano, perché comunque è giusto che la Sardegna, essendo così bella ed essendo così ricca, riceva così tante attestazioni e visite turistiche. Quindi questo è. Io qui sto facendo scorrere delle fotografie. Per esempio, questo fa parte del primo volume, Il Sacro e il Profano, ed è la lavanda dei piedi. Questo è Monsignor Meloni a Nuoro che lava i piedini ai bambini del catechismo. È bloccato. Ecco, questo è un momento molto particolare. Questa è una donnina a San Francesco di Lula ed è il giorno della festa, quindi il 10 maggio, quando tutti quanti entrano nella casa del priore, ed è una casa antichissima, e prendono il caffè in onore appunto di San Francesco di Lula. Ma chiedo scusa, ma sono mischiate le fotografie? Vabbè, non fa niente. Ecco, questo è invece il momento dell'adorazione della croce. Io in cuor mio mi sono sempre domandata, ma come facciamo noi ad adorare poi alla fine una statua in legno? Cioè a provare tanta commozione vedendo un Cristo, quindi un uomo, che in persona un uomo, quindi in questo caso Gesù Cristo, in croce. Ecco perché io fotografavo, perché io vedevo il Cristo e poi la devozione. Qui adesso è il vescovo Monsignor Pietro Meloni, però anche di tutte le altre persone che piangevano, che baciavano i piedi del Cristo. Questa è una cosa che mi ha veramente sempre molto commosso, perché dicevo, guarda quanta fede, oppure quanto dolore che queste persone portano dentro il cuore e quanta spiritualità. Questi sono i campanacci dei Mammutones. Ecco, io penso che senza la vibrazione del suono dei campanacci dei Mammutones io probabilmente non mi sarei mai così tanto affascinata a fare questo lavoro e a compiere e a terminare questa ricerca, perché io non so se li conoscete tutti quanti, le maschere
barbaricine, però è un suono così particolare che entra dentro l'anima ed è impossibile non rimanerne colpiti. Quindi questa è un'immagine ricercata. Ecco, adesso qua si ritorna al coso della settimana santa, al libro della settimana santa. Qui sono d'Alghero. Ecco, questo è il monte Ortobene. Questa è una quercia millenaria, si chiama Zara di China ed è bellissima questa. Qui c'è una fonte, tra l'altro, ed è bellissimo quest'albero perché sembra che abbia proprio una vita tutta sua, è una vita molto saggia. Rispetto certe volte a noi uomini che non rispettiamo così tanto la natura e non siamo capaci di amarla. Ecco, questi sono i cavalieri di San Francesco che stanno arrivando a San Francesco con il priore e con il figlio del priore. Questo è un momento molto particolare, sempre l'ensemble tra sacro e profano, perché poi loro incontrano in chiesa il sacerdote e si celebrano tutte le funzioni religiose. Qui sono a Sassari e questa è la famosa processione dei misteri, bellissima a Sassari, perché queste sono sculture lignee antichissime e poi veramente al di là della bellezza delle sculture, e quindi io ho sempre pensato all'artigiano che ha scolpito queste, perché se ci sono queste cose noi le dobbiamo alle mani degli artigiani. Voi provate a immaginare cosa sarebbe il mondo senza le mani degli artigiani. Ben poco ci sarebbe. Ecco perché vanno rispettati gli artigiani. Qui sono a Cagliari e questo è un momento molto delicato nella chiesetta del Santissimo Crocifisso, perché il Cristo, che prima era tutto avvolto nel cotone, adesso viene invece liberato dal cotone, e questo cotone poi viene donato ai fedeli che lo portano a casa. Quindi veramente quanta devozione e quanta fede, quanta spiritualità. Qui sono nella chiesetta di San Lucifero e il Cristo è stato deposto. Ci sono le confraternite che lo custodiscono e poi che danno proprio l'idea di quanta passione ci sia in questi momenti così. E poi il silenzio. La cosa che mi ha sempre colpito è il silenzio. Eppure c'è tantissima gente. Qui sono a Castelsardo durante la processione dei misteri di Castelsardo, che è meravigliosa. E veramente dovremmo visitarle queste cose. E ho sempre pensato che la natura partecipasse, quindi in questo caso l'alba partecipa a quello che sta accadendo, perché questo è un momento delicatissimo. Questo è il famoso rito di passaggio dove Zia Graziella Polone, così si chiamava, benedice con il grano, non con il riso, con il grano, perché il grano deve germogliare, quindi dare una nuova vita. Benedice il figlio e sono momenti molto intensi dove non sempre i fotografi vengono ammessi a fotografare queste cose. Ecco qui, questo è San Francesco di Lula, questa è una donna di Nuoro, la si riconosce sia dal fazzoletto che dal macramè dello scialle, è una vedova e accende un lumicino sempre prosas animas, perché noi preghiamo ancora, ma questo avviene in tutto il mondo, preghiamo per le persone che non ci sono più, per le anime, per quelle che sono andate via, e c'è sempre questa congiunzione tra il mondo reale, quello che noi viviamo, e quello invece, l'altra dimensione. Questo è un turpu, fa parte dei turpos, è una maschera di Urotelli, e qui quando io ho fotografato ero molto giovane e mi ricordava sempre una poesia che io avevo studiato alle elementari, e quindi c'era sempre questa
questo modo di incontrare quello che avevo studiato a scuola e quello che poi io vedevo e fotografavo. Questo qui sono Fonni e questo è Surtu, cioè sono delle maschere meravigliose, vedete, cioè loro poi sono dei grandi attori, cioè sanno recitare, sono bravissimi. Ecco, questa è la settimana santa ancora, questo è il funerale di Cristo, il venerdì santo a Nuoro, la Madonna, quindi la Dolorata, accompagna il figlio per le vie di Sant'Upredu fino al sepolcro. E insomma, ecco, questo è il Redentore. Questo è il Redentore, questo è il momento del pellegrinaggio al monte, perché il Redentore non è la sfilata, è tutto ciò che c'è dietro, la fede appunto dei fedeli che accompagnano la statua lignea con il carro e i bui, come si faceva, fino alla statua del Redentore che è in cima. Allora, questa è una fotografia a cui sono molto affezionata, sebbene anche questa ancora oggi mi faccia molto paura, perché questi sono i mamutones. I mamutones non si possono fotografare staticamente, cioè i mamutones, a mio modesto parere, devono essere colti nel momento in cui loro danzano, perché altrimenti non si coglie la loro vera essenza, cioè la danza, la ritmicità, il suono e quindi anche la loro trasfigurazione, perché vedere il mammutone quando si muove è questo, però per me questo era una cosa terribile, perché per me questo rappresenta la morte, certo non la vita. Poi vediamo cosa c'è. Questo è il Monte Ortobene, o quantomeno quello che noi muresi vediamo dal monte, quindi il mare. Ecco, questi sono i misteri a Castelsardo ed è veramente vederli e ascoltare i rumori che loro fanno quando camminano, quando passano nei viottoli di Castelsardo, è veramente una cosa. Vengono da tutto il mondo per vederli e per sentirli. Ecco, credo che abbiamo finito. Quindi guardate, al di là del fatto che un lavoro possa piacere o non piacere, a parte che io ritengo che ancora il lavoro non sia concluso, perché mancano ancora tante altre cose per raccontare la Sardegna, al di là di questo io ritengo che sia importante che noi abbiamo coscienza di ciò che siamo, di ciò che abbiamo e di ciò che dovremmo esportare, appunto un'idea di Sardegna che va al di là dell'isola, del mare, delle coste e del sole. Per carità, ben vengano questi concetti, tutto serve, però soprattutto la cultura popolare. Con questo chiudo, perché insomma va bene così. Grazie. Se qualcuno vuol fare delle domande, Carmine è a vostra disposizione. Posso? In tutto il tuo intervento si percepiva questo imperativo categorico del dover documentare, fissare, perché, come dicevi giustamente, quello che eravamo ieri non è quello che siamo oggi, quindi c'è, come dire, un'evoluzione, una parabola che si compie e che è perfettamente, come dire, percepibile attraverso l'evoluzione di
queste fotografie. Pensando al futuro, tu vedi in Sardegna una nuova generazione di fotografi che abbiano la tua stessa passione e che siano, come dire, indirizzati, volti a questo dovere del documentare, cioè quello che è stato fissato oggi, un domani troverà interpreti così attenti, così appassionati come tu sei stata, come tu hai dimostrato di essere con i tuoi libri fotografici? Questa è una bella domanda. Io vorrei dire che sono una fotografa a cavallo tra l'analogico e il digitale, cioè io ancora ragiono in termini di sviluppo e di reazioni chimiche. Il software per me è un qualcosa, c'è ma non è importante. Ragiono ancora in termini di luce, di chiaroscuri, di definizioni. Esatto, sì, lì ci sono molte fotografie che appartengono al famoso T-Max 400 e poi tirato in sviluppo a 1600, a 3200 ISO. Lì ci sono fotografie, ci sono negativi che io ho utilizzato a 3200 ISO, cioè stiamo parlando di un tipo di fotografia un po' diverso da 35 mm. Esatto, 35 mm. Ma ci sono anche immagini però che io li ho scattato in 6x6, quindi è questo. Io conosco alcuni giovani fotografi molto capaci, perché poi in realtà la tecnica serve per tirar fuori quello che tu hai dentro. Ritengo che sia importante effettivamente fare questo processo, cioè tirar fuori quello che tu hai dentro e cercare di raggiungerlo nel miglior modo possibile, ora che tu lo faccia attraverso la pellicola o lo faccia attraverso la Canon che ho qui e poi con i plugin di Photoshop, cioè alla fine è quello che noi abbiamo qua dentro che fa la differenza, ma la fa in maniera sostanziale. Sono sempre i nostri pensieri quelli che contano, però ci sono tanti bravi, ma l'importante è che si studi poi, perché nessuno pensi che basta avere Photoshop per fare una buona fotografia. L'importante è che si studi, l'alfabetizzazione è fondamentale. Sapete cosa mi disse la mia prima insegnante di fotografia? Mi disse: guarda che se tu pensi di essere il Dante Alighieri della fotografia hai sbagliato proprio. Forse evidentemente mi vedeva un po' convinta. Lei mi disse: guarda che se Dante non avesse conosciuto l'alfabeto non avrebbe mai potuto scrivere la Divina Commedia, quindi entra sempre in questo ordine di idee e vedrai che allora farai le cose seriamente. Potete fare delle domande alla professoressa Moncelsi oppure al giornalista Giorgioni. Io voglio dire che a questi volumi fotografici hanno collaborato, soprattutto nel Carnevale, nella Settimana Santa, due persone, due studiosi molto importanti, Giannicola Spanu, che è un musicologo, e la dottoressa Chiara Solinas, che è un'antropologa. Cioè, questo perché? Perché è importante che si spieghi sempre scientificamente, questo è quello che io ho pensato, che si spieghi scientificamente quello che avviene in Sardegna. E se le fotografie non sono a corredo dei testi, neanche i testi, vista la scientificità e l'importanza, sono a corredo delle fotografie. Quindi questo ci tenevo a dirlo. Marina, abbiamo dimenticato di... Sì, ci ho pensato un attimo fa, perché effettivamente l'assenza di Giannicola Spanu e di Chiara Solinas
in questo momento è anche un po' pesante, no? Perché i loro saggi che si trovano nel primo volume, sono estremamente ben costruiti e non potrebbe essere diversamente, visto che sono entrambi, sia il professor Spano che la dottoressa Solinas, diciamo che sono al momento gli etnomusicologi più accreditati, insegnano al Conservatorio di Sassari, Conservatorio Musicale di Sassari, sono i più accreditati per quanto riguarda lo studio della musicalità tradizionale all'interno dei nostri momenti non solo religiosi, ma soprattutto sono degli studiosi di antropologia. Giannicola Spano nasce come antropologo, è un antropologo, anche Chiara Solinas mi pare che abbia fatto studi antropologici prima di incanalarsi nella etnomusicologia, quindi si tratta di saggi di un certo peso scientifico, non come i miei. Sono che paura! Cioè, avete paura del microfono? Io vedo Giacomino, ma Giacomo, ma tu Giacomino l'hai mai visto così silenzioso? Mai. Giacomino, non l'abbiamo mai visto così silenzioso, ma sicuramente se gli diamo là a parte non ha bisogno di... Marina, Luigi, insomma, così silenziosi, non ci credo. Ci hai un pochettino ammazzato, direi. Visto un po' quello che abbiamo visto. Hai fatto un salto dal Nuorese direttamente a Sassari, le ci hai dimenticato, tu che provieni quasi 6 mesi a Tempietto. Bravo, già. No, guarda che io ho portato anche un video dove c'è anche Tempio, dove c'è il Tempio, dove c'è il carnevale di Tempio, quindi guarda, questo non me lo devi proprio dire, però sì, così va. Giacomè, così. C'è nel volume Tempio, come sono alcune foto, però lui lo voleva vedere, siccome io conosco il mio collega Mandruttu, lo conosco molto bene, lui lo voleva vedere qui, lo voleva vedere, però c'è nel video, quindi prego. Da quando sei passata al digitale? Fai più scatti? Certo che faccio più scatti, perché tu sei sempre alla ricerca dello scatto perfetto, ma lo scatto perfetto non arriverà mai, perché non esiste la perfezione, esiste un equilibrio, ma la perfezione non esiste. Che cosa? Parla per te. È sposato. Visto che ci sono, lo avete detto, diverse foto scattate da tuo padre, si legge che c'è dietro un rapporto importante. Qual è stato il criterio con il quale hai scelto quelle fotografie? Personale o rispetto al tema che volevi affrontare? Dunque, le fotografie che ho scelto io mi sono comportata da collega nei confronti di mio padre. Mi sono comportata come una fotografa sceglie le fotografie di un altro fotografo. E quindi ho scelto in base alla dinamicità del racconto che io volevo seguire. Anche perché lui era molto meticoloso nel documentare tutte le processioni che mio padre era un fotografo della press, quindi era molto attento a tutto quello a come si svolgevano gli avvenimenti, cioè io ho trovato scatti fatti nello stesso momento da angolazioni differenti e quindi mi dice ma guarda quanto è veloce, anche perché negli anni 70 si usava la biottica, quindi il 6x6, quindi non è che ci fossero
dei particolari strumenti, zoom, quant'altro, oppure il doppio collega, il doppio fotografo che fotografavano da una parte all'altra. No. Lui era velocissimo, quindi mi sono comportata da tecnico, da fotografa. Ho usato un'unica fotografia di mio padre nella devozione. Io ho 14 anni e fotografo lui che sta fotografando la sfilata del Redentore, in un momento in cui lui sta cambiando il rullino, e anche lì era sempre molto veloce, perché la biotica, per cambiare la biotica, per chi si ricorda com'è costruita la biotica, tu dovevi togliere il flash, lo dovevi proprio smontare e poi aprire il dorso, tirare fuori il rullo 120, arrotolarlo, finire di arrotolarlo perché sennò prende luce, e poi mettere l'altra pellicola. Ed era velocissimo, e siccome io ridevo sempre di questa sua velocità, lo avevo voluto documentare proprio in quel momento. Però tecnico, i sentimentalismi no, non li gradisco. Sulla scia delle grandi agenzie fotografiche mondiali, volevo chiedere perché in Sardegna non è mai nata un'agenzia che raccogliesse i fotografi che proprio riescono a fare i lavori che hai fatto tu, di documentazione di queste feste, di queste... Non lo so, questo non lo so. Spesso noi parliamo più di chi non c'è più, cioè siamo più disponibili a parlare di chi non c'è più. Lo dicevo proprio l'altro giorno riguardo un pittore molto famoso a Nuoro, che non... cioè si parla sempre e più volentieri artisticamente di chi non c'è più che non di chi c'è, e quindi raccogliere le immagini e farne un corpus. Però il motivo di questo io ancora non mi sono data una risposta, perché non c'è una risposta. Sarebbe un'ottima iniziativa, diciamo. Sì, guarda, c'è stata anche l'idea qualche anno fa con dei colleghi di fare una pubblicazione, diciamo una rosa di fotografi sardi, che poi decide di fare una pubblicazione. Purtroppo non è andata in porto, anche perché non bisogna trascurare il fatto economico, perché stampare dei libri fotografici è molto costoso. Io, se non avessi avuto alle spalle il contributo della Fondazione di Sardegna, ma quando mai avrei potuto stampare volumi di quel tipo? Lì ci sono circa 700 immagini con carta patinata, con l'ausilio del grafico, cioè sono lavori seri. Oggi stampare un libro fotografico va alle stelle, però è importante avere ancora il libro tra le mani, perché quando noi abbiamo il libro tra le mani lo sfogliamo e l'attenzione si concentra maggiormente di quando invece le immagini non ci scorrono sul monitor. Infatti io penso che per un fotografo che sta iniziando la sua attività sia deleterio leggere solo l'ebook. Esatto. Cioè i libri che hai proposto tu adesso, che ci hai fatto vedere, sono sicuramente una lezione, diciamo, una lezione da apprendere, da seguire. Ma guarda, io non mi pongo mai come maestra. A me, guarda, chi sale in cattedra, Giacomo lo sa, chi sale in cattedra mi innervosisce molto, vero? Scusa, io non volevo parlare di te personalmente, volevo parlare delle fotografie. No, vabbè, però è inscindibile il rapporto fotografia e fotografo, perché nascono dall'anima, dal cuore e dalla testa. No, può essere una testimonianza. Posso intervenire su questo, perché ho lavorato un po' per un interesse personale sulla presenza dei fotografi in Sardegna, e noi abbiamo uno sguardo esterno molto molto diffuso, cioè il viaggiatore e lo studioso, che sono venuti in Sardegna da fuori, e questo ha determinato una specie di scuola
di fotografia che di fatto non è una scuola in senso accademico, per cui la fotografia in Sardegna del fotografo sardo viene vista dal punto di vista antropologico, cioè il fotografo sardo è diventato un antropologo visuale, oppure è il fotografo quello che fotografa perché ha il suo studio, e sto parlando in senso storico, non nel presente, quindi io uso il presente storico, dovrei usare il passato. Cioè a Nuoro in Sardegna erano presenti fotografi dalla fine dell'Ottocento, ma erano fotografi di gabinetto. Avevano lo studio fotografico e si andava da lui non si spostava. Invece quelli che si spostavano venivano da fuori, erano fotografi ambulanti, oppure erano studiosi o curiosi, e quindi c'era uno sguardo esterno che poi veniva proiettato all'esterno. Cosa voglio far vedere della Sardegna? Voglio far vedere l'aspetto più curioso, i costumi, le abitudini, le usanze, e le trasferisco fuori. Però non c'è stata, non è nata, come nel resto dell'Italia per esempio, non è nata una esigenza di fotografare per noi, per trattenere qui da noi la fotografia, quindi per costruire una tipologia storica, cioè io voglio documentare, ma voglio documentare per noi. Questo non c'era. Quindi adesso l'esigenza di cui ha parlato lei, un'esigenza molto attuale, arrivata un po' in ritardo, se arriva un pochettino in ritardo, quindi c'è sempre tempo però noi non abbiamo una scuola di fotografia, non abbiamo cioè una progressione di chi ha insegnato ad altri a lavorare nel territorio. Infatti mi pare che voi fotografi lavoriate un pochino a macchia di leopardo, ciascuno per conto suo, magari anche con un maestro alle spalle, ma non c'è una vera scuola, perché finora non c'è stata. Lo stesso Franco Pinna collaborava con l'Università di Cagliari, ma collaborava con la scuola di antropologia e di etnografia. Grazie. Buonasera. Volevo sapere quante foto avreste sostituito con sicuramente hai fatto una marea di scatti, quindi la scelta che ricade su un fotogramma è difficilissima. Quindi sicuramente tante serate, guardarle. Oggi che il libro è una realtà, di quanti fotogrammi avresti sostituito con altri che poi hai rivisto? Anche perché noto che cerchi di captare un po' il mistero che c'è nell'espressione di alcuni soggetti e anche nelle scene. Grazie. Ma devo dire la verità, fare sintesi è stato difficile, molto difficile, però quando poi ho deciso che cosa dovevo scartare, riguardando i libri, io sono contenta, anche perché guardate che fotografare significa inquadrare e significa includere quello che ti interessa e scartare immediatamente quello che non ti serve. E io ho fatto così, cioè la mia forma mentis è quella, io inquadro qualsiasi cosa sto facendo, quindi ho scartato subito, ma anche diversi eventi religiosi ho scartato, quindi tutte le fotografie che facevano parte di quell'evento religioso, perché magari lo trovavo un po' impuro, no? tra virgolette, all'interno della tradizione. No, per il momento, poi tra 30 anni vediamo. No, diglielo però che ne ha scartato migliaia e che pretendevi anche qualcuno ti aiutasse a scartarle. Io pretendevo un pochettino di solidarietà da una mia amica, ma questa solidarietà, quando ha visto la mole di lavoro che c'era da fare,
Erano migliaia di fotografie. Sì, tantissime, molte. Perché purtroppo io non mi accontento, io nella fase di ricerca non mi accontento, io ho visitato certi posti, ma per anni, cioè proprio in maniera ossessiva. Parlano chiaro che sei un'anima alla ricerca. Certo. Molto mistero. Esatto, il mistero, spiegare il mistero, non è semplice. Buonasera. Io sono arrivato un attimo in ritardo e forse in qualche modo le sue immagini già rispondono, però dopo una giornata convulsa veramente non accogliere l'invito dell'amico Meloni e dell'amico Fadda era un dispiacere, quindi sono arrivato. Da quando ho letto l'invito avevo una domanda da porle, perché soprattutto il volume La devozione in Barbagia è una cosa che mi coinvolge molto personalmente, poi magari le dico perché. C'è una frase di un autore che adoro che dice così: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. E dalla Luna ai Falò di Pavese. Volevo chiederle, nella sua professione e nel suo esprimersi attraverso la fotografia, quanto conta e quanto ha contato l'appartenenza ad un luogo, ad un territorio, ad una cultura? Cioè per me la Sardegna è totalizzante, perché io se io non fossi nata in Sardegna, non avessi sentito quelle vibrazioni, di quei suoni, di quei campanacci, non avessi visto quelle donne chiuse nei loro scialli. Lei ha mai visto una vedova di Orune? Sono sposata da Orune. La mia foto ce l'ho qui, portano la firma Polchetti, ma questa è l'altra ragione. Ecco, cioè se io non avessi visto tutte queste cose, e quindi non avessi subito il fascino e il mistero della sardità, io non so se avrei fatto la fotografa. Quindi per me la Sardegna è totalizzante. Questo non significa che io non subisca il fascino di altre culture. Io sono sposata con un uomo napoletano e le assicuro che quando ho visto il cimitero delle Fontanelle, voglio dire, mi sono entusiasmata, ma perché io credo che tutte le culture popolari abbiano il loro fascino e non esistono culture popolari più belle o meno belle, esiste la propria cultura, quella che noi ci portiamo dentro, che ci fa crescere, sviluppare, e dobbiamo anche far uscire fuori. E poi, ripeto, dobbiamo essere capaci di esportare un'idea di Sardegna che sia all'altezza della Sardegna. Grazie a lei. Sembra che abbiamo concluso. Grazie a voi di essere venuti. Grazie a tutti. Buona serata.